Se non c'è nessun altro che vuole testimoniare, vogliamo aprire la Bibbia, leggiamo un passo, così come lo troviamo scritto in Matteo capitolo 8, è breve questo passo, e Dio ci aiuti a comprendere lo spirito della parola. Alleluia. Matteo capitolo 8 dal primo verso fino al verso 4. Invito ad alzarvi in piedi così cambiamo posizione, onoriamo la parola di Dio. Così troviamo scritto: quando egli scese dal monte, una gran folla lo seguì. Ed ecco un lebbroso, avvicinatosi, gli si prostrò davanti, dicendo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù, tesa la mano, lo toccò, dicendo: lo voglio, sii purificato. E in quell'istante egli fu purificato dalla lepre. Amen. Gesù gli disse: guarda di non dirlo a nessuno, ma va, mostrati al sacerdote e fa l'offerta che Mosè ha prescritto, e ciò serva loro di testimonianza. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Grazie, potete accomodarvi. Quando scese dal monte Gesù, una gran folla lo seguì. Sul monte salì Gesù per annunciare la parola di Dio. Salì sul monte per predicare quello che conosciamo come il sermone sul monte, una predicazione di Gesù che affronta problematiche che nessuno aveva mai affrontato, parla come nessun altro prima aveva parlato e le persone rimangono toccate dal suo parlare, perché egli è parola di Dio, è parola vivente, Ma io voglio dire grazie a Dio perché ancora oggi la parola vivente è in mezzo a noi. Amen. E la parola di Dio ancora tocca il nostro cuore. Alleluia. In questa predicazione Gesù annuncia le beatitudini, parla delle beatitudini, vi ricordate? Beati poveri in spirito, beati mansueti, beati quelli che sono affamati, assetati di giustizia e così via. Il sale della terra, la luce del mondo. Parla di sé e il suo rapporto con la legge antica, dicendo che non è venuto per abolire la legge antica, anzi per adempierla, confermarla. Parla della necessità del perdono, parla della preghiera, dell'amare i propri nemici e così via. Cose importanti che ancora oggi hanno un valore. La parola di Dio è sempre quella, non cambia mai. Amen. Cielo e terra passeranno, ma non la mia parola. E grazie a Dio fino ad oggi, siamo nel 2022, fino ad oggi noi predichiamo la parola di Dio. Amen. Alleluia. Quando scese dal monte e finì la sua predica, ci fu una conseguenza a questa predica. Una folla, una gran folla, lo seguì. E sceso dal monte subito viene in contatto con il bisogno che c'è nell'umanità. Subito un lebbroso. Deduco avrà sentito parlare Gesù, lo avrà appena finito di ascoltare e sicuramente quello che ha ascoltato, ascoltando Gesù, è successo qualcosa dentro questo lebbroso. Si avvicina a Gesù. Gloria al Signore. Gli si prostra davanti e gli dice in questo modo: Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Alleluia. Dopo aver ascoltato questo sermone, non so quanto sia durato, non lo so, ma so che Gesù ha parlato e quelli che erano lì lo hanno ascoltato. Quando finì di parlare, una gran folla lo seguì e subito c'è in modo concreto la necessità dell'umanità, ecco il lebbroso, poi più avanti Gesù guarisce il servo di un centurione, subito i miracoli, uno dopo l'altro, ma prima di tutto il Signore annuncia la parola di Dio.
Prima di tutto l'umanità ha bisogno di ascoltare la parola di salvezza. È vero, gloria a Dio. Poi il Signore opera anche in modo fattivo, facendoci del bene in un modo concreto, perché i miracoli sono questo, vero? Qualcosa di concreto, l'aiuto di Dio in modo concreto. E quest'uomo aveva bisogno di una guarigione, impossibile per l'epoca. Non c'erano medicine adatte. Questi uomini erano destinati alla morte, condannati a morire, come lo eravamo noi da un punto di vista spirituale, vero? D'altronde la lebbra cosa rappresenta? Rappresenta il peccato. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna. Amen? Alleluia! Questo uomo, toccato dal profondo del cuore, osa avvicinarsi a Gesù. Perché dico osa avvicinarsi a Gesù? Perché non era permesso ai lebbrosi avvicinare le persone. Era assolutamente vietato. E le persone, quando sentivano avvicinarsi i lebbrosi perché avevano dei sonagli, per avvertire mi sto avvicinando, scappavano, fuggivano, perché prendere la lebbra significava morire sicuramente. Però questo uomo ha qualcosa che lo spinge ad avvicinarsi e a prostrarsi e a chiedere a Gesù qualcosa. Possiamo dire che è stata la fede, conseguenza di quello che ha ascoltato sul monte? Dopo che ha ascoltato la predicazione di Gesù, ha preso una decisione, perché fratelli e sorelle, questo chiede la parola di Dio, che l'uomo prenda una decisione. Ogni qualvolta ascoltiamo la parola di Dio, siamo chiamati a prendere una decisione. Amen? Alleluia! Una decisione di cambiare, una decisione di lasciare il peccato e accettare la vita. Amen? Una decisione di cambiare interiormente, pian piano che la parola di Dio si rivela in noi, ancora grazie a Dio si rivela nella nostra vita, ci fa vedere le cose che dobbiamo lasciare, pian pianino, giorno dopo giorno. Amen? Alleluia! Questo siamo chiamati a fare. E quest'uomo si è lasciato guidare dalla sua fede, che è nata subito dopo aver ascoltato la predicazione di Gesù. Gli si prostra davanti chiamandolo Signore. Ma chi gli aveva rivelato che Gesù è il Signore? Io credo nessuno. Ma lui ha capito dentro di sé, perché lo Spirito Santo gli ha parlato, perché quella parola che proveniva dalla parola vivente è entrata nel suo cuore e gli ha fatto comprendere che quell'uomo era un uomo particolare, non era un uomo come gli altri, era Gesù Cristo, il Signore, il Figlio di Dio, salvezza per tutte le genti. Amen? E lo chiama Signore. Guardate, se vuoi, guardate la richiesta, Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Alleluia, che grande fede. Alleluia, Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù non lo allontana, perché Gesù non allontana nessuno di quelli che si avvicinano a Lui. Alleluia, noi l'abbiamo sperimentato, vero? Amen. Grazie a Dio, e ancora oggi il Signore ci è vicino. Alleluia, Signore, se vuoi, tu puoi purificarmi. Gesù tesa la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E da quell'istante egli fu purificato, fu guarito dalla lebbra in un istante. Gloria a Dio, posso dire in un istante Dio ha cambiato la mia vita, lo posso dire, e credo anche la vostra, anche se non conosco bene le testimonianze di qualcuno sicuramente, ma alleluia, il Signore ha cambiato in un istante la mia e la tua vita ed è oggi ancora potente a cambiare in un istante
la vita delle persone. Tutto cambia quando si incontra Gesù. Alleluia, lo voglio. Gesù conferma la sua signoria. Io lo voglio. Poteva dire non lo voglio. Vai in pace. Ma il Signore ha voluto guarirlo. Gloria al Signore. Facendo di quell'uomo una testimonianza vivente. Come io e te siamo. Noi siamo una testimonianza vivente. Noi abbiamo un messaggio che è dentro di noi, perché abbiamo ricevuto qualcosa dal Signore. Amen? Alleluia, non nascondiamo questo messaggio. Ma Gesù dice a quell'uomo, guarda di non dirlo a nessuno. E spesso, quando fai miracoli, il Signore poi dice, guarda, non lo dire a nessuno, perché il Signore non vuole farsi pubblicità. Il Signore vuole che l'uomo liberamente sia toccato prima di tutto dalla sua parola. E vuole che l'uomo lo segua perché ha capito chi è Lui. Amen? È questo che importa al Signore. Poi i miracoli vengono dopo, sono di seconda importanza. La prima cosa più importante è conoscere il Signore, chi è veramente, incontrarlo realmente. Perché quando lo incontri, inizi a conoscerlo. Amen? Io ancora non ho finito di conoscerlo, sto imparando ancora a conoscerlo. Ma fratello, quanto ti ci vuole? Non lo so. Forse tutta la vita. Ma ti posso dire, è bello conoscere il Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Gesù dice, guarda di non dirlo a nessuno. Ma va, mostrati al sacerdote e fai l'offerta che Mosè ha prescritto. E ciò serva loro di testimonianza. Come dire, fino a quel momento si serviva il Signore secondo la legge mosaica, no? E il Signore intende dire, continua a servirmi. Quello che hai ricevuto, non lo dimenticare. Utilizzalo come motivazione nel tuo servizio. Amen? Mostrati agli altri. Il tuo servizio è anche una testimonianza. Amen? E quando qualcuno ti dirà perché lo fai, tu avrai una risposta. Marco, perché serve il Signore? Perché ho conosciuto Gesù. Mi ha toccato. Ero lebbroso. Il peccato aveva avvolto la mia vita. Ma la parola di Dio ha toccato il mio cuore. Un giorno sono stato ai suoi piedi e gli ho chiesto perdono. Per questo io servo il Signore. Amen? E la Chiesa ha bisogno di questa testimonianza. Amen? Alleluia. Non possiamo dimenticare quello che Gesù ha fatto per noi. Siete d'accordo? Amen. Viviamo in un mondo privo di riconoscenza, dove ognuno se può prende. Dice a Napoli, chi ha avuto, chi ha dato, no? È vero? Che dà? No, hai ricevuto dal Signore, non lo dimenticare. E la Chiesa non può dimenticare. A me, tu fai parte della Chiesa, ognuno di noi è un pezzo della Chiesa, un mattone vivente. Insieme formiamo la casa del Signore. Amen. Alleluia. Troviamo nuove motivazioni per servire il Signore. Sapete, a volte purtroppo i pastori osservano tanto. È una cosa che dispiace a noi pastori, sapete cos'è? La passività. Di vedere tanta passività. Oh, Dio ci dia grazie di essere sempre infuocati per il Signore. Perché? Perché quando io mi sono prostrato, il Signore ha avuto misericordia per me. E non posso dimenticarlo. Amen. Alleluia. Quando egli scelse dal monte. Alleluia.
un giorno Dio è sceso tra noi. E quando siamo riuniti vogliamo che Egli scenda tra noi. Amen. Alleluia, vogliamo che lo Spirito Santo ci avvolga, ci copra. Possiamo stare sotto la nuvola. Ricordate il popolo ebreo? Che meravigliosi segni. La nuvola li accompagnava durante il percorso, il cammino. Quando era il momento di fermarsi, si fermava, ma tutti osservavano la nuvola. E li copriva la nuvola, li proteggeva durante il cammino. E la notte un bel fuoco che mai si spegneva durante la notte. Nel freddo del deserto quel fuoco riscaldava tutto il popolo. Dal primo all'ultimo erano oltre 1 milione di persone. Dal primo all'ultimo quel fuoco riscaldava tutti. Gloria a Dio. Alleluia, vogliamo sentire la presenza del Signore nella nostra vita. E se qualche cosa si è assopita, vogliamo con coraggio, con quel coraggio che viene dalla fede nel Signore, ancora una volta prostrarci davanti a Cristo Gesù e dire: Signore, risveglia il mio cuore, la mia fede, la mia lode, il mio servizio. Amen. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo. Gloria a Dio. Alleluia. Oh Jesus, gloria a Dio. Alleluia.